sì? Ciao. È il mio sogno. Ti fa bene. È da 3 anni che vai avanti, questo è il secondo. Comunque mi togli un cane. Se te sei da sola, lei è un sogno. Sa perché sono da solo? Perché ho 3 donne e come ne avessi neanche una. Sì, è grande, immagini, Bisogna anche prendersi, secondo me, una pausa a fare gli altri stessi. Voglio disintossicarmi un po' perché sono pieno. Sì, mi tocca anche a me così, sì. Lavoro dove lavorevi a fare io, con Morosa che ve, mamma mia non riesce a mandarla via. Piacere Yuri. Niente. Ho detto vai, mandi in mano a tutti, in mezzo a un camper e vai a lavorare all'estero come fai una volta. Dopo sì, all'estero te lavora? No, una volta. Dopo ho trovato una Morosa da qua e ora cambia tutto. E dopo cambia camper di recente, prima invece uno di quei pizzenini. Vale tutto il comfort, doccia, tutto. Tutti in vetro resina, legno massiccio, una roba. Sono a vedere cosa c'era 2 anni fa a Rimini che fa il salone del campo. Era uno che costava 140.000 euro, con un figo satellitare, c'è una roba. Non so cosa che non manchi, una donna forse dentro. E fate il cartone qui in dura. Sì, dopo ogni tanto bisogna, il mio amico, non so se conosce, anche lui è stato un campo. Qua purtroppo qua però dentro mi metti i panei delle cose, il compensato che fa il lavoro, io che ti rinforza perché. Ah beh sì. Ma questo ok, tu le bravo a fare, ma. No, ho visto quello sotto apposta perché le monoscocca in vetro resina, quindi non ti entra acqua, vento, niente. Ti sei proprio protetto in una maniera pazzesca. E i mobili dentro è tutto legno massiccio, pavimenti, mobili, tutto. Vattene in ceramica, i rubinetti da casa, sì. Che avendo due esperienze ho detto se voi teniamo o disem per sempre, che voglio robette qua insomma. Secondo me l'uomo nella sua vita, oltre alle donne, deve fare le sue esperienze, deve prendersi, come ho sempre detto io, una pausa per lui, riflessione, deve riuscire a vedere più posti possibili perché restare fermi sempre su un posto, mi sono reso conto me. Te invece dei 15 anni come niente, parlo per la mia esperienza e sto qua fa solo che male. Questo io provo a spegnere una settimana, sono stato a Dio, c'è gente che non ce la fa neanche a rimanere senza. Nessuno di quei. Infatti adesso dite c'è la macchina fotografica e fammi un giro col cane a fare 2 foto a. Ciao! Vedete Paola, cos'è una femmina? Femmina, sì ma non vado d'accordo qui. Prova, tranquillo, casomai che l'ha morsegata e se ne rende conto. Guarda che bello, aspetta che va a fare i manfrine. Guarda che bello sto Fuffi, hai visto? È bello! Vuoi giocare, bello, molla tranquilla. Che bello! Non fa niente, molla tranquilla. Adesso proprio. Guarda che bello! Dai, fa corsa! Sì, che brava! Che brava! Hai visto perché sapete che fai la foto, è una fatta a capriola. Che personaggio! Io interiori, no? Noi abbiamo 3 io. L'io bambino, l'io giovane e l'io adulto. Niente avendo la sua età. Ma non è stato l'io però. No, 12 anni. Che bello! Emi! Te vedi come. Che bello! Rispetto di lui, sapendo che è più grossa, la tua Piano! Sì, però. Piano! Che dopo che dato sta. Piano! Ma si rende conto lui? Dai, corri piuttosto, corri! Corri, fa una corsa, dai! Fa una corsetta! Corri! Beh, così te dorme dopo. Brava Emi, corri! Piano! Vuoi stare sotto? Guarda che la sta ferma un po' subito attacca. È cowboy mi pare. Arriva. Tu. Vai Angel, non ti usciamo, no? Hai una scioppettato. Lo fai
음악과 너의 멜로디 난 거기에 맞춰 춤을 추었지 낮에서부터 밤이 흘러가듯이 난 너를 따라서 흘러가겠지 더 술을 부어줘 난 지금 몽롱해지고 싶어 더 날 무너뜨려줘 벗어나고 싶어 그늘이 드리운 밤에 내게로 흐르고 있어 조금 더 취하고 싶어 출렁이 들들러 갈게 넌 나를 부르고 있어 괜찮아 난 내게 흐르고 있어 천천히 닿을 듯한 밤을 멀리 넘어서 내가 바랬던 곳에 있어줘 아무렇지 않은 듯해 모든 게 언제 그랬냐는 듯더 술을 부어줘 난 지금 몽롱해지고 싶어 더 날 무너뜨려줘 벗어나고 싶어 그늘이 드리운 밤에 내게로 흐르고 있어 조금 더 취하고 싶어 출렁이 들들러 갈게 넌 나를 부르고 있어 난 내게 흐르고 있어 괜찮아 괜찮아 천천히 Bel giretto, vero CP? Porca miseria, oggi abbiamo dato. Oh, buongiorno Italia, mi sono rideciso a rimettere l'obiettivo originale della Sony, il 1650, in quanto ha una specie, diciamo, di stabilizzatore integrato, quindi per le scene di vlog a mano libera o comunque anche per quando guidi eccetera, direi che in questo caso, solo in questo caso, è decisamente meglio del Sigma. Diverso è se usi lo stabilizzatore o fai riprese magari da cavalletto di notte e di sera, no? E allora lì il Sigma gli dà da mangiare a tutti. Comunque, oh Italia, vieni. Devo farti vedere una cosa che pospongo da troppo tempo. Yes. Guarda, finalmente il linoleum. Aspetta, perché adesso sarà anche scurissimo perché vabbè non c'è tanta luce. Forse se apro il blu. Apri lo blu. No, apri lo blu. Già meglio, vedi? Guarda che carino. Color legno, ci sta alla grande. Adesso mi manca solo più avanti, con molta calma, della vernice, vedi, per riverniciare il piatto lì di ceramica e anche qua dentro la doccia, il piatto doccia. Quella volta ti ho detto, ero al sud, non trovavo dei bidoni di immondizia, mi sono riempito di sacchi di immondizie, non so cos'è caduto, ho una macchia gialla, arancione che non viene proprio via e poi vabbè, comunque vedi anche le scrostature del tempo, quindi insomma volevo rifare a nuovo il piatto doccia. E dopo un giorno se riesco sta macchietta, colpa mia, ero fatto la doccia dopo aver dato l'antirompo al camper e gli hanno dato proprio, diciamo, un pezzettino, una briciolina, e io col dito non ho fatto così per toglierla, no? Sai che ti viene distinto, e peggio ancora gliel'ho spalmata e non è più venuta via. Ho provato sgrassatori, ho provato di tutto, niente da fare. Altra news, altre modifiche, non so se vabbè, esteticamente magari non ci tornano perfette, però sempre meglio di quelle color oro. Ho messo le lampadine a LED in alluminio anche qua, fanno una luce micidiale, luce calda, medio calda, non esagerata, e non mi consumano niente e illuminano il doppio delle altre, quindi perfette, sono contento.
Qua o lascio dalla Alessia o da mia nonna, devo trovare qualcosa, perché questa è la roba, diciamo, che mi servirà dopo che saranno stati fatti i lavori di falegnameria. Ha un bel peso e sotto qui, avendogli tolto le doghe, c'è solo questo foglio di compensato. Non vorrei che magari col tempo, con le buche, bam, mi cade giù tutto e si sfonda, hai capito? Quindi anche qua sì, dovrò lasciare giù a qualcuno sta roba, perché è inutile portarsela via per niente. Ah cacchio, aspetta, oggi è fermo un attimo che non so neanch'io, 27 dicembre. Io adesso sono a Jesolo. No, secondo me è una cacchiata andare a 90 dal falegname per fargli vedere le robe. Non lo so, mi sembra uno spreco di gasolio. Piuttosto sentirlo, mettersi d'accordo se si può già iniziare con i lavori, magari non con i cassetti ma con il resto, e non lo so, no, forse no. Oppure, vedi, io mi organizzo anche la mia vita così, no? Cioè per non sprecare soldi ed essere costretto dopo a lavorare di più, rinunciare alla tua vita, eccetera, eccetera. Cioè io devo andare da sto falegname, sarà, cos'è, non so, 30 km, però 30 andare, 30 tornare sono 60 km. Cerchiamo di, visto che non c'è questa particolare urgenza, no? Visto che comunque i lavori li farò il prossimo anno, cerchiamo di trovare come dire, un motivo per passare anche da lui, ossia trovare un altro impegno più o meno in quelle zone per poi allungare, ecco, tipo ho il dentista il 7 gennaio, una roba del genere. Quindi vedi, ecco, avrei fatto 2 viaggi, invece di farne 2 ne faccio uno, perché il dentista è molto vicino da quelle parti là, hai capito? Sembrano cazzate, ma se tu ste robe le usi un po' dappertutto, tutti i giorni, hai voglia a fine anno, cazzo. Dopo, per carità, mica devi metterteli, cioè spenditeli, sputanateli, però intanto c'hai il gusto di avere dei soldi da sputanare, no? Invece di bruciarseli per niente, cioè proprio buttarli, perché è veramente buttarli. Quindi sempre un po' di attenzione, non tanto intelligenza, attenzione sulle cose. CP, raccontiamo l'ultima cosa è successo. Praticamente il CP, no? Adesso è il 27, la notte di Natale. Diciamo, non è che è stata male, che vedevo che si faceva la pipì addosso, poletta, di continuo, allora corri subito d'urgenza dal veterinario. CP, poverina. E il CP ha fatto un piccolo inizio di pancreatite, adesso si è risolto il tutto, sembrerebbe, insomma, perché gli è stato dato del lesso, magari sai, dicono la pelle di pollo che ha troppi grassi, e adesso si sembra ristabilizzata. Stanotte non si è fatta la pipì addosso, adesso è iniziato a bere normale, fare le pipì normali, è tutto a posto, l'ho tenuta un pochino a dieta, adesso da oggi ritorniamo un po' un'alimentazione un po' più normale. Adesso sì, già stamattina mi ti ho dato un po' di carne e anche dopo ti do un pochino di carne, un po' di mucca, un pezzo di mucca. Poi non ti stavo neanche inquadrando, amore, ma sì, sono robe che succede, dai, te si come nova adesso, ma sì, hai visto che ha giocato con l'altro cagnolino, fa tutte le sue cosine, ci pisa come nuovo, dica, anche perché l'erba cattiva non muore mai. Vedi, al CP ogni tanto prendo, non che siano proprio il massimo, però vabbè, insomma, il Maxi Zoo, trovi, guarda, questa roba qua è della carne, 95% carne, anche in questo caso sì, gli ho preso appunto la mucca, tutta abbastanza compressa, vediamo se riesci a vederla. Dentro questo sacco tu gli tagli il pezzo e lei se la mangia, insomma, ecco. Molto comodo, diciamo, per chi va via in camper, c'è crocchette, sta roba qua, che così non sporchi, non devi spignattare, eccetera eccetera. Discorso pannelli, aspetta che adesso dobbiamo uscire con sta bella giornata di sole, no? Guarda che c'è un po' di sole, tu mi dirai come funziona, è il solito discorso. Allora, vabbè, adesso stiamo caricando sui 15 ampere e le batterie sono quasi piene, però ti ripeto, sì, con sto mega impiantazzo, adesso non so neanche a quanto arriverai anche ben oltre i 15 ampere, però quando ci sono quelle giornate stranissime che solo chi è veneto e friulano può conoscere, cazzo, tranquillo che un mega impianto da 850 watt
ti carica 0,1 ampere, a volte anche 0, fidati, cioè proprio c'è sta roba strana da noi, sta roba di nebbia, di grigio, non lo so. Tu mi dirai perché i terzi cristalli così? No, niente, stavo finendo di togliere gli oscuranti. Eccolo. Oh, baby, I'm sad.